Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Sì, Elias Canetti la sapeva lunga e l'ha azzeccata bella con il suo romanzo memorabile che dà il nome impropriamente, indegnamente alla nostra trasmissione, seconda puntata settimanale. Do il benvenuto, il buongiorno a Andrea Lombardi, che è già collegato con noi in audio e video. Buongiorno Andrea, grazie. Grazie mille a te, buongiorno a tutti, buongiorno a te. Allora, Andrea Lombardi, lo sapete ormai perfettamente, ha un canale YouTube, il link lo trovate anche nel post sulla pagina Facebook di Radio Libertà che introduce la presente conversazione, come tutti gli altri link attraverso i quali potete documentarvi sulla sua attività. Attività che è un'attività di informazione, nel contempo anche di commento, libero, liberissimo, cosa che ti rende assolutamente un non giornalista. Anzi, tu hai avuto modo di sottolineare, e io da iscritto a quell'ordine lì lo condivido perfettamente il tuo ragionamento, che è leggermente improprio che l'ordine dei giornalisti, appunto, ODG, abbia chiesto al Parlamento di promulgare una legge contro di te, contro di voi, contro chiunque ha un canale libero come il tuo su YouTube e sulle altre piattaforme social, perché voi vi travestite da giornalisti. Sì. E non vi sarebbe lecito, secondo l'ordine dei giornalisti, fare informazione senza essere giornalisti. Questa cosa qui ne avevamo parlato anche quando era uscito il comunicato, no? A proposito del ruolo dell'autorità per le comunicazioni, un altro mostro burocratico della peggior tradizione sovietica impiantato nel nostro libero, liberissimo e liberalissimo paese di solidissime radici liberali. Comunque, al di là di questo, l'ordine dei giornalisti non vuole che voi vi travestiate da giornalisti e facciate informazione senza essere iscritti all'ordine. Ordine dei giornalisti che peraltro, come anche tu hai notato, finanzia Articolo 21, la quale associazione fa politica, in questo caso contro, per il no al referendum sulla giustizia che andremo a votare domenica e lunedì prossimi. Tutto perfettamente lecito e tutto perfettamente normale, perché tu mi hai fatto venire voglia di riprendere in mano qualche carta che avevo studiacchiato per l'esame da giornalista, giusto appunto. E lì si scopre, ma lo possono scoprire tutti, che il meraviglioso ordine dei giornalisti era stato creato da quel grande personaggio politico che era Benito Mussolini nel 1925. Con la legge sulla stampa, la fascistissima legge sulla stampa, la quale fu poi perfezionata con un ottimo regio decreto del 1928 che creò i professionisti, i pubblicisti, i praticanti, cioè praticamente l'ordine dei giornalisti e le sue articolazioni, così come lo conosciamo oggi. A dargli lo statuto definitivo la legge del 1963, quando quell'ottimo statista che fu Benito Mussolini era già scomparso da un bel po' di anni, e il ministro di Grazia e Giustizia, ex segretario della Democrazia Cristiana e poi appunto pluriministro, ma ministro in particolare di Grazia e Giustizia, Guido Gonella, fece sì che nascesse l'ordine dei giornalisti, riprendendo in pieno, come del resto non ci meraviglia, perché il nostro codice penale è ancora quello firmato da quell'illustre statista che fu Benito Mussolini, insieme al re naturalmente, e al ministro della giustizia di allora, Rocco, Alfredo Rocco. Guido Gonella riprese l'impianto fascista dell'ordine dei giornalisti e lo aggiornò alla democrazia. Si fa per dire, perché in realtà fu lui il primo presidente dell'ordine dei giornalisti, un politico, ex ministro di giustizia, e naturalmente ancora oggi il Ministero della Giustizia ha funzioni di sorveglianza e di controllo sull'ordine dei giornalisti. Questo all'insegna naturalmente della democrazia, della libertà e del ripudio di qualsiasi fascismo o lascito del fascismo in Italia. Chiaro, no? Chiaro che poi l'ordine dei giornalisti finanzi l'associazione che dice no alla separazione delle carriere, perché la separazione delle carriere è contro il principio fascista dell'unificazione di tutti i magistrati in un corpo solo per poter essere meglio controllati. Quello lo pensava l'illustre statista dalla testa pelata Benito Mussolini.
E quindi mi sembra del tutto naturale, per tornare a Bovo all'inizio, mi sembra del tutto naturale che l'Ordine dei giornalisti faccia propaganda per il no a una riforma che tende a superare nel 2026 un impianto di origine fascista. Siamo messi bene come Repubblica, Andrea? Ah beh, assolutamente. Repubblica che poi nasce, no, sulla resistenza, l'antifascismo, eccetera, ma è abbastanza evidente a tutti che tutte le cose che facevano comodo del regime fascista sono sempre state tenute molto in grande considerazione, mai attaccate, anzi. Comprese appunto l'ordine, le Compreso questo. professioni e anche Certo. l'ordine della magistratura, Sì. che non è un potere ma è un ordine, tanto per capirci, però viene sempre catalogata come un potere e agisce come un potere perché in Sì. realtà è diciamo intrinseca la sua natura. La sua natura è intrinseca all'esercizio del potere. In questo niente di più fascista che sia rimasto. Quindi questo timido cenno di liberalizzazione con il referendum sulla separazione delle carriere, del resto perfettamente logico, anche qui tempi biblici, perché noi abbiamo dall'89 il processo accusatorio, cioè ci siamo dati un minimo di civiltà giuridica di stampo non inquisitorio, bellissima parola. L'inquisizione piace a moltissimi ancora in questo Oh paese, no? sì. Quindi passiamo Hai visto nell'89. l'intervista a Woodcock, no? Sì, infatti, in quel nobile consesso, diciamo, del Fatto Quotidiano, peraltro, no? Che è l'emblema di quella mentalità lì. Non a caso anche il suo direttore era, diciamo, assai fascistorso, dopodiché è stato anche leghista perché si firmava Calandrino e scriveva sulla Padania, e quindi adesso lui ripudia tutto, però insomma la mentalità rimane quella lì. Allora, questa introduzione mi serve soltanto a dire che le persone che ragionano con la propria testa come te passano rapidamente dall'essere fascisti all'essere comunisti, dall'essere filotrampiani e sionisti all'essere oscenamente antitrampiani e contro Israele, Gli amici perché degli Ayatollah. e amici degli ayatollah. Te sei passato dall'essere finanziato da Sion, dai Sì, sionisti, sì, sì. all'essere finanziato dagli ayatollah nel giro di un mese. No, Semplice. ma perché non so se hai letto, ma Israele non sta pagando gli influencer, gli stanno facendo causa, non arrivano i bonifici, quindi questo in realtà è per questo. Allora, la nostra conversazione, Andrea, e io invito veramente chi ci ascolta, se non lo ha ancora fatto, quantomeno a iscriversi al canale YouTube di Andrea Lombardi, perché in virtù, adesso mi faccio un pochino più serio, perché in virtù anche della volontà tua di esercitare alla luce della ragione una critica, un'interpretazione, un commento ai fatti, perché quando tu commenti i fatti comunque dai anche notizie, quindi è inscindibile questa duplice funzione, no? Che è dare notizie e anche avere la libertà, ma anche la trasparenza, perché tu non è che ti nascondi dietro a nessun dito, neanche i tuoi, e quindi diciamo tu sei trasparente e dici la tua. Nel contempo dai anche delle notizie, dei fatti che molto spesso non sono proprio in prima pagina sui media tradizionali. No? Allora, questo esercizio della libertà insomma, ti ha anche causato qualche problema che non è semplicemente così teorico e accademico, perché quando tu ti sei occupato, per esempio, degli Epstein Files, Sì, ti sono arrivate minacce anche brutte. Allora, sì. uno sta su internet, sui social, conosce che ci sono tanti cretini, ci sono tanti scemi che la sparano grossa, ma siccome tu hai l'esperienza anche di tantissimi anni alle spalle, sai distinguere quando c'è il cretino che fa il leone da tastiera da quando c'è una minaccia vera. E mi pare che di minacce vere te ne siano arrivate. Sì, direi bene di sì. In effetti, ovviamente, quando tu ti trovi in mezzo ad una pioggia di fuoco c'è di tutto, quindi chiunque si sente legittimato a dire qualsiasi cosa, anche perché poi, come sempre accade, c'è diciamo, la dinamica del gregge di pecore. Mm. Però è chiaro che, poi casomai entriamo nel dettaglio se Sì. vuoi, ma le cose che ho sottolineato hanno dato più di qualche grattacapo e di qualche prurito, anche perché i numeri che faccio iniziano ad essere molto importanti e difficilmente magari si può pensare, diciamo, di tralasciare, Mm. o in chi ha determinati interessi, diciamo. Evidentemente è interessato a quello che dico perché avendo dei numeri molto grossi, chiaramente questo ha un impatto. Alcune minacce realistiche e da prendere assolutamente sul serio sono arrivate, in effetti poi ci sono queste credenze, no, ma se ti minacciano nessuno ti tocca. Beh, insomma non è sempre così.
sappiamo perfettamente che è tipico, no? Anche delle organizzazioni criminali, prima di arrivare, diciamo, ai fatti fisici, si passa spesso delle minacce, no? Poi sono minacce velate molto spesso, e di solito sono del tipo: no, ma io lo dico per te, lo dico perché ti voglio bene, non vorrei mai che ti succedesse qualcosa, no? Sono tutti tentativi di intimidazione, molti magari chiaramente sono da parte di scappati di casa, alcuni in realtà no, quindi sto procedendo da questo punto di vista, ecco, diciamo che questo lavoro si aggiunge a quello che già faccio tutto il giorno. Ecco Andrea, io ho messo nel titolo della nostra conversazione 3 esempi, ma potrei farne molti altri perché tu ti sei occupato, sempre con molta libertà di giudizio e con trasparenza totale nel manifestarlo, della legge contro l'antisemitismo. Sì. Delle critiche a Trump perché vuole far votare col documento e abolire il voto postale. Del divieto di coltelli, un'altra iniziativa incredibile mamma mia. che ha suscitato reazioni al confine del comico, no? Perché leggendo certi titoli, gli Schützen la prendono sul personale, è un attacco alle nostre tradizioni vietare i coltelli, escursionisti e fungaioli contro il governo. Ma c'è poco da ridere perché in effetti lame da 5 centimetri che siano, diciamo così, vietate per decreto sicurezza. Le scuole chiuse a Pioltello per il Ramadan. Hai sollevato un caso che è quello di Andrea Ballarati, rinviato a giudizio perché lui è fautore della remigrazione, no? Rinviato a giudizio per incitazione all'odio e alla discriminazione razziale, la bellissima legge Mancino, perché ha parlato di squadracce di immigrati che spadroneggiano nelle nostre città come simbolo del fallimento del multiculturalismo, che è un pensiero che ho io, che hai detto di avere anche tu e che ci hanno in molti, esatto, naturalmente, no? Ti sei occupato di Europa, di Mario Draghi, del suo federalismo totalitario. Sui rider hai fatto osservazioni che io condivido in pieno, perché tutti a capigliarsi sulla questione del caporalato, ma di clandestini che lavorano per Glovo non si occupa nessuno, gente che non ha nessun titolo di rimanere qui, magari c'è anche qualche rete di sfruttamento di tutta questa manodopera illegale. E ti sei occupato dettagliatamente degli Epstein Files, no? Che sono quelli che ti hanno dato parecchi grattacapi, tra i quali le minacce di cui parlavamo. Da dove vogliamo partire? Io vorrei introdurre 2 questioni. Intanto la tua libertà di giudizio sulla questione della guerra in Iran, che non sta andando benissimo, tu te ne stai occupando dettagliatissimamente in questi giorni, e poi vorrei tornare sulla questione degli Epstein Files, perché sono una cartina di tornasole molto interessante per valutare sia il livello della nostra politica, ma soprattutto il livello della nostra informazione. Tu hai fatto sugli Epstein Files, li ho citati nel post che introduce la nostra conversazione, un approfondimento proprio empirico, cioè sei andato a guardare cosa contengono e cosa è possibile conoscere finora, visto che c'è una massa sterminata di documenti, ma hai fatto un'opera di informazione per me fondamentale. Chi ci ascolta può poi recuperare le tue trasmissioni. Partiamo però dalla questione della guerra in Iran e anche dal fastidio che ha generato la tua posizione di dire guardiamo le cose per come si stanno svolgendo. Questa guerra non sta andando per niente bene per gli Stati Uniti. Tanto è vero che Trump da ultimo chiede agli alleati di intervenire. Se fosse andato tutto meravigliosamente bene non ci sarebbe bisogno degli imbelli europei di tutti gli altri paesi della NATO, no? No. Per fortuna, fammi fare una battutaccia che nemmeno Crozza, per fortuna noi abbiamo la soluzione in tasca, perché ce l'ha data il ministro degli esteri Tajani, che ha detto che la sicurezza delle navi si ottiene con il dialogo. E io voglio vedere le bombe e i mitragliatori che si silenziano perché tu parli. Tu parli? Io metterei Tajani, adesso senza voler evocare scenari violenti, ma con il suo consenso lo metterei sulla prua, come si faceva una volta con le sirene. A dialogare. Esattamente così, a dialogare con la bomba. D'altra parte Tajani ci aveva già graziati del suo immenso, della sua saggezza. Allora, che cosa ti stanno raccontando tutte queste reazioni a ciò che tu vai documentando, dicendo, alle opinioni che stai esprimendo e ai fatti che cerchi di analizzare al lume della ragione? Poi non è detto che la ragione stia di casa da una parte sola, però l'esercizio della ragione può condurre in tante direzioni. Sicuramente le direzioni nelle quali tu vai sono direzioni che offrono spunti di riflessione. Te l'ha riconosciuto anche in un bel dialogo che hai pubblicato recentemente una persona molto distante da te, no? Il patron del bazar atomico. Che Davide, sì, che non pensa come te, però voglio dire, il bello è questo, sarebbe questo, sì, della libertà. Allora esatto. Che morale stai tirando da tutte queste
reazioni a ciò che vai facendo? Beh, che c'è un grosso problema di comprensione del testo, innanzitutto, abbastanza diffuso, devo dire. C'è grande frustrazione, laddove non è solo la comprensione del testo il problema, c'è veramente una rabbia ormai dilagante, una frustrazione a livelli infiniti. Io capisco, diciamo che posso in parte comprendere il fatto che le persone siano esasperate, perché effettivamente arriviamo dopo anni di stillicidio, no? Forse a voler essere, diciamo, un po' rozzi nei giudizi, perché secondo me la cosa inizia molto prima, ma anche chi non era in grado di comprendere quello che stava accadendo si è reso conto di quello che stava accadendo a partire dal Covid, a partire dal 2020, quindi abbiamo avuto una serie di restrizioni draconiane e che poi sono diventate draghiane. Abbiamo avuto poi una crisi, non so se vi ricordate che ci sono stati diversi shortage, come li chiamano, dal 2021 in poi. Il canale di Suez si era bloccato per una nave che si era impantanata a metà, abbiamo visto alzarsi i prezzi di alcune cose, poi appena sembrava che si stesse ripristinando la situazione c'è stata la guerra in Ucraina che ha portato nuovamente un'ondata di crisi e anche comunque di un sottofondo psicologico che uno può anche far finta di non vedere, ma la gente poi comunque vive con la costante idea che ci sia un conflitto, che non sa dove andrà, eccetera, e adesso ci ritroviamo, diciamo, impantanati in questa cosa che sarà molto peggio di tutte quelle che ho elencato fino ad adesso. Quindi quando io semplicemente faccio un lavoro banale, e cioè mi metto lì a vedere quali sono le posizioni e i risultati raggiunti militarmente, cioè una cosa molto concreta e pratica. Cosa abbiamo ottenuto, Sì. che cosa non abbiamo ottenuto. Abbiamo, intendo dire l'Occidente, chiaramente ci sono degli interessi che abbiamo divergenti tra noi e gli Stati Uniti, ma ce ne sono anche di molti convergenti. Per esempio avere petrolio a basso prezzo, credo che nonostante quello che ha detto Trump qualche giorno fa, che ha detto che loro faranno un sacco di soldi se il petrolio Sì, ma chi va a fare benzina li deve cacciare i soldi. infatti adesso questa mattina negli Stati Uniti la notizia di stamattina è che il gasolio, che non è molto utilizzato nell'ambito diciamo privato ma lo è molto commercialmente, ha sfondato il tetto medio dei $5 al gallone, che possono sembrare pochi e lo sono, perché io ci metterei la firma per avere il gasolio a $5 al gallone, ma negli Stati Uniti è un prezzo folle, è un prezzo molto elevato che non raggiungevano, forse hanno toccato nel 2022, lo pagheranno i consumatori. Ecco, dire queste cose mi ha fatto passare immediatamente dall'essere al soldo di Netanyahu e pagato dai sionisti al Sì, perché ti diventare... eri permesso, ne avevamo anche parlato, di dire qualcosa di realistico su Gaza Beh, su a Gaza ho suo fatto un lavoro tempo. molto lungo, esatto, in cui ho dimostrato, credo con anche molti fatti, che la situazione era ben diversa da quella raccontata, non c'era in corso alcun genocidio. Oltretutto io penso che Israele si sia mosso nel suo interesse, che condivido al 100%, e da Gaza è uscita una quantità di propaganda. Quindi in quel momento lì eri sionista. Certo, chiaramente sì, anzi, che poi è anche vero, cioè se il sionismo è pensare che sia diritto di Israele esistere ed insistere in quel territorio, allora sono sionista e lo sono tuttora. Però sai, quando tu dici in Iran sta succedendo il finimondo e tra poco ne usciremo con le ossa rotte, anzi siamo già con le ossa rotte, bisogna capire come ne usciremo, la gente mi chiede ma allora da che parte stai? Ma come? Adesso volti le spalle, sei diventato un traditore, sei pagato dagli ayatollah. Come se avessi detto che il regime degli ayatollah dovesse È una bella rimanere lì. cosa. Esatto, e chi agguaia chi lo attacca. Io semplicemente sto fotografando una situazione che peraltro non riguarda nemmeno Israele. Non che mi debba giustificare, lo ripeto, Certo. cioè nel senso, però sono due guerre diverse, quelle che sta facendo Israele è una e quella che sta facendo gli Stati Uniti è un'altra guerra, perché sono in posizioni diverse, hanno scopi diversi e hanno anche rischi diversi, mi viene da dire. Certo Israele si può trovare sotto i missili, può pagarla diciamo fisicamente, ma il prezzo più alto lo pagheranno gli Stati Uniti, perché stanno mettendo in campo una cosa che è fondamentale e che si chiama capacità di deterrenza e credibilità. Non che ne godano diciamo particolarmente di credibilità in generale, però mostrare al mondo di essere incapaci di intraprendere un'azione e di portarla a termine favorevolmente in un'area del mondo molto complicata che ha ben chiaro il ricordo degli Stati Uniti dal 1991, perché quando c'è stata la prima guerra del Golfo, c'è stato un dispiegamento di forza
che non si vedeva e forse da un certo punto di vista non si è neanche visto nella seconda guerra mondiale. E quello ha insegnato al mondo che gli americani avevano tecnologia, capacità di realizzare, diciamo, armi di una certa efficacia, e non solo, perché tutto questo non basta, ma anche la capacità di proiettare quella forza in qualsiasi area del mondo. Soltanto che l'Iraq è un terzo dell'Iran ed è sostanzialmente un territorio pianeggiante per la gran parte, non tutto, ma per la gran parte. L'Iran è molto più grosso, è molto montuoso, è uno dei posti più montuosi al mondo perché ha catene montuose che superano i 5.000 metri, 4.000, cioè io invito tutti ad andare a vedere la mappa dell'Iran, e questo è un fortino naturale da cui dalle montagne rocciose scavate con i tunnel, decine e decine, centinaia di chilometri di tunnel, escono con i lanciatori di missili, escono con i droni, attaccano e tornano dentro. Ora, bombardarlo per giorni, settimane, radendo il suolo Teheran, sbriciolandola, rendendola farina, cosa che sta avvenendo, non aiuterà a risolvere il problema militare del fatto che l'Iran è in grado ancora di difendersi e di attaccare, e sta attaccando strutture strategiche in tutti i paesi circostanti, creando problemi a livello di approvvigionamento del petrolio principalmente, ma non solo. Quindi sottolineare queste cose a quanto pare mi fa diventare amico degli Ayatollah. Vorrei ribadire una cosa, se mi dai gli ultimi 30 secondi. Come no? È certo. che io ho detto poco fa, sono un sionista da questo punto di vista, lo sono perché non perché io abbia in particolare così priorità a Israele rispetto ad altri, io semplicemente sono per l'autodeterminazione di tutti, e questo vale per Israele ovviamente, e vale per tutti gli altri. Se lo volessero senza creare problemi agli altri e senza attaccare gli altri, varrebbe anche per i palestinesi, che sono un'invenzione, lo sappiamo dalla storia, ma se si vogliono autodeterminare e vogliono avere il loro Stato, che ce lo abbiano pure. Io sono dalla parte di chiunque si autodetermina senza... Potevano averlo nel 48. Potevano averlo per 1000 inciso, volte. subito. Sì, subito, dopo, gli è stato proposto più volte, lo hanno sempre rifiutato. Non sono, ecco, questo non significa, cioè io sono per l'autodeterminazione dell'Iran, sono assolutamente contro la Repubblica Islamica, questo sia chiaro. Quella è una fucina di terrorismo. La Repubblica Islamica degli Ayatollah è lo Stato canaglia per definizione, perché è artefice di terrorismo in tutto il mondo. È legata agli Houthi, ad Hezbollah, ad Hamas in un certo modo. Insomma, siamo di fronte all'impero del male, quindi penso che sia anche nell'interesse del popolo iraniano essere liberato da questi criminali. Il problema quindi qual è? Il problema, e la mia critica, è che se tu intraprendi un'azione di questo tipo devi saperla portare a termine. Se non lo sai fare, crei un batterio killer come quelli che ci sono all'interno delle sale operatorie, che non si riescono a disinfettare e che ammazzano un sacco di gente. Io ho il terrore di essere di fronte a questo. Ecco, e per il fatto di dirlo sei passato subito sotto l'etichetta dell'anti-occidentale Vabbè, ovvio, e dell'antisionista. chiaro. Questo è lo stato dell'arte. Mi sembra che non è che abbiamo fatto dei gran progressi qua negli anni No. a livello di pubblica opinione e di libertà di pensiero. Così come dimostra, vado veloce perché vedo che il tempo scorre, l'altra vicenda, quella relativa agli Epstein Files. Anche lì hai fatto un lavoro molto massiccio, prolungato per giorni e settimane, per cercare di capire e di far capire qualcosa a chi non ha ovviamente il tempo di studiarseli, di guardare, di approfondire. Allora ti chiedo due cose per sintetizzarle tutte, Certo. perché io mi sono visto tutti i tuoi interventi e ne ho tratto anche molto profitto, perché tu hai messo in luce dei fatti, poi i fatti ognuno li interpreta come vuole e tu ne dai anche un tuo giudizio, però chi conosce i fatti è indubbiamente in vantaggio rispetto a chi non li conosce. Quindi due questioni. Che cosa hai trovato in questi Epstein Files da un punto di vista empirico e che valutazione ne hai tratto, con quali conseguenze poi, anche qui, in relazione a quello che hai trovato, a come l'hai giudicato e come sei stato giudicato tu poi alla fine. Diciamo che il mio lavoro, come spesso accade, è stato un lavoro per opposizione. Leggevo tante cose e sono andato a verificare se fossero vere, e ho verificato che molte di queste non lo erano.
Ora, io credo che gli Epstein Files siano, innanzitutto ricordiamo cosa sono, è un fascicolo di indagini che ha condotto alla condanna di Epstein, di Jeffrey Epstein e della compagna Ghislaine Maxwell. Quando sono stati condannati, quello era il fascicolo di indagine che adesso è stato reso pubblico. 2006-2019, quindi esatto. diciamo pure roba vecchia. Sì, c'è dentro di tutto, come in ogni fascicolo di indagine. Sotto la pressione pubblica è stato pubblicato, reso quindi accessibile a chiunque. Bene, viene utilizzato, e lo dico chiaramente, come strumento, come leva per cercare di scardinare un intero sistema. Guarda caso da parte degli stessi gruppi, infatti, che quelli sì sono veramente anti-occidentali, nel senso che hanno l'obiettivo di distruggere tutto quello che sia occidente. Infatti, se ci fate caso, il tentativo è quello di dire che non importa il colore politico, non importa niente, è tutta una rete di grandi criminali pedofili che fanno i riti satanici con i nostri bambini, ce li rubano e ce li rapiscono per estrarre il succo dell'elisir della lunga vita e tutte queste cose qui. Perché viene fatto? Perché si deve creare quel sentimento di fa tutto schifo, è tutto un magna magna, è tutta una merda, è tutto quanto compromesso, sono tutti satanisti, e quindi chi è che viene in soccorso? Poi al momento ancora non lo sappiamo, ma il mio sospetto è che in soccorso venga un sistema completamente alternativo a questo qua occidentale, e tutti possiamo immaginarci qual è. Non a caso, guardate chi sono i grandi attivisti su questa narrazione degli Epstein Files, sono quelli degli stessi gruppi che tradizionalmente, diciamo, sinistra estrema, gruppi pro-Pal, eccetera, sono tutti saldati, e islamisti vari, hanno sposato in toto questa cosa. Poi se uno va a vedere la realtà delle cose, chiaramente all'interno ci sono testimonianze di porcate, crimini, cose inenarrabili, eccetera, ma non c'è questa grande rete satanista di crimini. Non a caso quei due lì sono finiti in galera. No, ma infatti vorrei dirlo, cioè grazie tante, è il fascicolo di indagine che ha portato alla condanna di 2 persone. Possono essercene altre che non sono state perseguite, è possibile. Ben vengano le indagini giornalistiche su i fatti giudiziari, come sai, me ne sono occupato anch'io, me ne occupo anch'io quando posso. Però da qui a raccontare la favoletta del satanismo a tutti i costi, secondo me ce ne passa. Addirittura passami il termine della paidofagia, cioè quelli si mangiavano i bambini. Guarda, ognuno dice quello che vuole. Poi prendi l'intelligenza artificiale, fai un documento verosimile che però è falso ma sembra vero, lo sbatti su Twitter e diventa la realtà per tutti quelli che o ci cascano o cavalcano questa cosa. Anche perché questo poi l'hai pure documentato pure tu, non di rado sono uscite fuori cose false, immagini false. Certo, sì, no? sì, assolutamente. Ecco, lo sfondo è questo, secondo te, no, Andrea? Qui stiamo cercando, ma secondo te questo tentativo è morto, è abortito, è fallito? No. Perché mi pare che sia un po' calata in sordina la questione. Poi sì. magari perché c'è la guerra in primo piano. Però questo tentativo qua di buttare via tutto quanto di buono abbiamo ancora in Occidente, no? Perché questo è in sintesi, no? Attraverso questo dire fanno tutti schifo, sono tutti satanisti, mangiano i bambini, questo sistema fa schifo, quindi andiamo verso la dittatura vera, modello Cina, modello veramente ayatollah, no? Perché l'alternativa è quella lì, viva le dittature, quelle vere però. Esatto. Il tentativo è in corso, si è affievolito o verrà ripresa questa battaglia? Si è affievolito soltanto la sua manifestazione formato Epstein, ma questa cosa è una costante che trova poi varie vie, trova poi vari modi per manifestarsi, ma il tentativo è sempre quello. Adesso Epstein è stato adombrato dalla guerra, è stato, diciamo, oscurato dalla guerra, ma anche la stessa guerra, diciamo, per come viene raccontata da alcuni, è l'Iran che si sta difendendo, l'Iran è il paese più pacifico della storia, cioè trova sempre nuove forme e le troverà ancora. Allora, il tempo è scaduto, sono già le 11:01, non me ne sono neanche reso conto purtroppo, Andrea. Noi avremo modo di risentirci, io spero, ma nel frattempo io consiglio a chi ci ha seguito, se non l'ho ancora fatto, di andare a prendersi degli spunti di riflessione non convenzionali, non banali e sempre interessanti sul canale YouTube di Andrea Lombardi, che trovate facilissimamente. Per il momento ci salutiamo qua. Io ti ringrazio, Andrea, poi ci teniamo strettamente in contatto. Assolutamente. Grazie ad Andrea Lombardi. È un piacere essere qui, grazie mille. Un saluto a tutti. Un saluto.
Avete ascoltato